Benvenuti, oggi è sabato 17 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:16 e tramonta alle 19:52. La luna sorge alle 17:51 e cala all'1:56. Oggi la Chiesa celebra Santa Beatrice. Il nome Beatrice deriva dal latino Beatrix e significa colei che rende felici. Per sfatare il falso mito sui gatti neri, oggi 17 agosto ricorre la loro giornata internazionale per difendere e sensibilizzare le persone su questo animale, oltre a invitare le persone a invertire il trend negativo di adozione di gatti neri. Ai più scaramanti ci sarà capitato di fare gli scongiuri dopo che un gatto nero gli è passato davanti. Nacque nel Medioevo una delle dicerie più infamanti sui gatti, in particolare su quelli dal pelo nero. Vedendo che di notte i cavalli venivano spaventati dagli occhi gialli dei gatti incontrati sulla via, nacque la leggenda che li accomunò alla stregoneria e per questo erano odiati e spesso purtroppo cacciati. Invece in Inghilterra, Scozia e Giappone possedere o avvicinare un gatto dal pelo scuro è ritenuto un segno di prosperità e di fortuna. Auguri a Robert De Niro, che oggi compie 81 anni. Noto per la maniacale preparazione, è considerato uno dei più grandi attori della storia del cinema. È stato candidato per 8 volte all'Oscar, che ha vinto in 2 occasioni, nel 1975 come non protagonista per Il Padrino parte 2 e nel 1981 come protagonista per Toro Scatenato. Tra i tantissimi altri film ricordiamo Taxi Driver e Gli Intoccabili. Festeggia 88 anni Giulio Rapetti, in arte Mogol, il più famoso autore di testi della canzone italiana. Nato a Milano, è conosciuto soprattutto per il lungo e fortunato sodalizio con Lucio Battisti, ma ha scritto brani anche per Caterina Caselli, Adriano Celentano e tanti altri. Una curiosità, il suo pseudonimo, che lui stesso si è scelto, dal 2006 è stato aggiunto ufficialmente al suo cognome. Il terzo festeggiato di oggi è Sean Penn, attore, produttore e regista californiano. Per lui le candeline sono 64. Il suo esordio risale al 1974 in un episodio della serie La casa nella prateria. 2 gli Oscar come miglior protagonista per Mystic River e per Milk. Della sua vita privata impossibile non citare il matrimonio con Madonna e le relazioni con le colleghe Scarlett Johansson e Charlize Theron. Era il 17 agosto del 1126, quando i catanesi furono svegliati durante la notte con uno scampanio a festa. Molti non ebbero il tempo di cambiarsi e si riversarono per le strade in camicia da notte, in quella tenuta che poi diede origine alla tradizione del sacco. Le spoglie di Sant'Agata, trafugate 86 anni prima e custodite a Costantinopoli, erano state riportate in Sicilia. Lo storico incontro con le reliquie avvenne nel quartiere di Ognina, poi vennero conservate all'interno del Duomo. Buon fine settimana ai 12. Oggi la luna in Capricorno vuole accordarsi con Venere, ma Marte proprio non ci sta. Cosa succede tra gli amanti dello zodiaco? Un po' di tensione, scopriamolo insieme. Ariete. Quella Venere quadrata proprio al vostro astro a Marte tende un po' ad ingigantire tutto e tende ad essere un pochino più esagerata, aggressiva ed assertiva nei confronti del partner. Cari Ariete, è vero che vi siete svegliati, ma tentate di ridimensionarvi. Toro, la giornata oggi prevede ancora un buon apporto della Luna e un Plutone che vuole sedare l'elettricità di Urano, anche se ancora sembrate un po' distanti dal prendere affettivamente le mosse nella vostra storia sentimentale. Optate e siete convinti che per adesso una sana calma sia anche più guaritrice di qualunque altra azione.
Gemelli, la giornata di oggi prevede questo Giove e questo Marte che quadrano sia a Saturno che a Venere. È una giornata che vi stuzzicano un poco, soprattutto per questioni affettive. Forse qualcuno è entrato nella vostra vita e vi distrae un poco, anche punzecchiandovi un po'. Cancro, la giornata di oggi prevede ancora purtroppo la Luna in opposizione. Quando il vostro astro è in opposizione vi sentite un po' tagliati fuori e soprattutto vige una certa incompatibilità con gli altri. Oggi magari non affrontate le problematiche in maniera diretta perché potreste manifestare un nervosismo di fondo che peggiorerebbe la situazione. Leone, la giornata oggi scorre con l'appoggio di una Venere un po' complicata da gestire, forse i capricci e le esigenze di qualcuno del partner polarizzeranno la vostra attenzione. Voi sarete in grado comunque di fare fronte a tutta una serie di piccoli imprevisti, di possibilità e di attenzioni a cui dovrete soddisfare le aspettative. Vergine, una giornata con una Venere molto interessante, visto che è un trigono con la Luna che vorrebbe nostalgicamente farvi scendere di nuovo in pista. La quadratura con Marte e Giove vi rende un po' gelosi e possessivi, non esagerate. Bilancia, giornata oggi che prevede ancora una luna di quadratura e che vi lascia alle mollezze. Non avete proprio molte energie da spendere per adesso, ma vi sta bene così. Intanto qualche comunicazione piacevole al telefono vi farà sicuramente allietare il pomeriggio. In serata sarete coinvolti dagli amici. Scorpione, una giornata molto interessante visto che la Luna non smette di comunicare con Venere e con Saturno. Si sta cementando una conoscenza che potrebbe significare qualcosa di più, quindi insistete un po' meglio sul conoscere bene la persona che vi piace. Sagittario, oggi la giornata si apre con una luna decisamente molto positiva, proprio perché parla di risorse da impiegare bene, soprattutto in amore, dove finalmente riuscirete a sedare un po' le ansie del passato e a pacificarvi con qualche amore, mentre invece i progetti e i sogni di gloria sono tutti affidati a un nuovo stato di investimento di cose che vi allieteranno un po' di spese previste per settembre. Acquario, giornata molto emotiva anche oggi, ma la luna sembra essere stabilizzata, quindi oggi sarete semplicemente un po' più romantici del solito e soprattutto avrete recuperato quella sicurezza di voi stessi che per un po' era mancata. Oggi dialogherete molto con amici. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna molto piena di sorprese e di novità. Saturno però quadra a Marte e a Giove, per cui è una configurazione astrale che vi suggerisce comunque di muovervi poco e di ricevere magari gli amici in casa. Oggi farete bene comunque a riposare abbastanza, rimandate degli impegni se potete. Il 17 agosto del 1998 il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton pronunciò queste parole: "Abbiamo avuto relazioni fisiche improprie". In una testimonianza registrata ammise di aver avuto rapporti sessuali con Monica Lewinsky, una stagista della Casa Bianca. Nello stesso giorno, di fronte a tutta la nazione, riconobbe di aver ingannato il popolo con le sue precedenti bugie. Un evento che scosse l'intera nazione e rimase nella storia come uno dei momenti più controversi della presidenza di Bill Clinton. Molto spesso ci si trova indecisi e insicuri, senza sapere se è meglio prendere iniziativa e fare il primo passo. Così, nel dubbio, ci si lascia guidare dalla prudenza e si decide di aspettare. Aspettare per ottenere ciò che si desidera o per qualcuno che ci interessa si dice in inglese "I'm playing the waiting game", che letteralmente significa "sto giocando d'attesa". Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
Tina Modotti è una donna eccezionale, è considerata una delle più grandi fotografe dell'inizio del XX secolo. Ma nella sua vita è stata molto più di questo. È stata anche un'attrice hollywoodiana e persino un agente segreto, coinvolta nella storia del comunismo internazionale, da Stalin a Luigi Longo, passando per Lev Trotsky. Il suo compagno nella vita è stato Edward Weston, un celebre fotografo americano. Donna di una bellezza decisa e magnetica, Tina è stata in grado di armonizzare nella sua vita passioni private, un forte impegno politico e una straordinaria vocazione artistica. Ci salutiamo con la frase del giorno. Poeta è non solo colui che sa comunicare profonde emozioni, ma anche chi è in grado di riceverle. Quindi oggi aprite le porte e andate incontro a nuove avventure per poter essere pronti a ricevere e comunicare nuove emozioni. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo domani.